Noi sappiamo che la Fiat ha fatto sapere che da qui a qualche anno intende riconvertire la produzione, non si sappiamo se per fare trattori oppure se fare sedili di camion oppure carburatori per jet. E francamente questo atteggiamento della Fiat ha determinato una durissima reazione da parte dei lavoratori, ma anche da parte nostra e anche delle prese di posizione del governo e del sindacato. Io mi auguro che faccia seguito alle prese di posizione un comportamento come dire, coerente da parte del sindacato ma soprattutto del governo. Abbiamo sentito che la Fiat non avrà eco-incentivi, questo vale per i nostri deputati che poi dovessero votare provvedimenti del caso in Parlamento, se non confermerà i livelli occupazionali e produttivi in tutti gli stabilimenti italiani, a Torino, come ad Arese, come a Pomigliano, ma anche come a Termini Imerese. La Regione ha offerto la sua disponibilità per finanziare progetti di ricerca, infrastrutture, ma anche per sostenere eventualmente che la Fiat, piuttosto che limitare a una fase minore la produzione, comincia a produrre a partire dall'acciaio, con tutto quello che questo in termini di catena di montaggio da mettere su o quant'altro dovesse richiedere, purché qui si stabilizzi l'industria automobilistica. Perché vedete, sarebbe interessante sapere quanto i governi, soprattutto quello nazionale, hanno in termini di contributo dato alla Fiat in questi anni perché la Fiat rimanesse qui. Peraltro, la crisi dell'auto pare ampiamente superata. La Fiat ha un piano industriale di sviluppo globale a partire dagli Stati Uniti e dalla Chrysler interessantissimo. No, se aspira ad avere dei contributi dal nostro governo, garantisca il lavoro e la produzione in Italia e quindi anche in Sicilia, e che domani a questa riunione alla quale andremo apposta, anche se poi saremo costretti a tornare precipitosamente in Sicilia, ci si dica una volta per tutte la verità e che il governo, anche il governo, sostenga un pezzo di territorio e di interesse e di economia che fino a prova contraria fa parte dell'Italia. In caso contrario il governo e la Fiat la smetta, come dire, di farci trovare da qui a qualche tempo e sempre alla vigilia di crisi, di chiusure, eccetera, e si faccia sì che eventualmente, con tutte le garanzie del caso, per garantire il lavoro e lo sviluppo, se qualche altra azienda, cinese o indiana, vuole venire in Sicilia per svilupparsi nel Mezzogiorno, questo non lo si impedisca, perché noi non siamo innamorati di questo o di quell'altra azienda, vogliamo lavoro, produzione e benessere. Siamo pronti a fare la nostra parte, pretendiamo che anche il governo, come dire, imponga questa regola alla più grande fabbrica automobilistica del Paese.